Buongiorno, 30 dicembre 2010, benvenuti a Casa della For, una giornata magnifica, ho sempre la macchina fotografica in mano perché veramente, a parte che è tutto in battuta di sole la camminata. Qua siamo a Passo Pramollo, da Passo Pramollo in un'ora si arriva a Casa della For, che è la casa che vedete lì, il mio compagno di avventure, Iago. E diciamo che in giornate così uno si innamora per forza della montagna. Infatti chi volesse proprio cominciare a fare la prima camminata, questa sarebbe la perfetta. Abbiamo tutto il gruppo del cavallo, la creta di Pricot, percorso splendido, e dobbiamo ancora arrivare in cima al Monte Corona, che poi è il nostro obiettivo. Per cui adesso zaino spalla e andiamo. Eccoci arrivati in cima al Monte Corona. Ci sono tutte le piste austriache, piste da sci come i rifugi. Gartner Koffel. L'idea era quella di fare un anello, quindi arrivare fino in cima. Comunque sotto lì c'era una salitina che mi ha fatto mettere su i lamponi perché con le ciaspe era troppo ripido. Fa un pezzettino piccolo, è 20 metri. È arrivato fin qua, a parte la magnificenza del posto, e poi c'è tutta quella dorsale lì che si potrebbe fare senza perdere quota, quindi sempre rimanendo più o meno sui 1700-1800, per arrivare fino al rifugio là e poi chiudere, scendere dall'altra parte. Intanto ci godiamo la vetta del Monte Corona, poi in caso se abbiamo voglia anche se è mezzogiorno e 20. Adesso voglio farvi vedere un po' lo spettacolo, perché non è solo da questa parte qua che è bello, ma dietro abbiamo tutte le Giulie, col Mangart e lo Jalovec che si vedono benissimo. Credo che laggiù ci sia anche la Scarlattica. Non si vede il Triglav perché c'è lo Schinauz qua davanti, però c'è il Montasio qua davanti, proprio il Fuart. Un attimo. Allora vedete, merda, non è... Oh, fresco. Vedete chiaramente il Montasio, il Fuarte, lo Schnauz davanti, Mangart e Jalovec, tutta la catena carnica tarvisiana. Lontane le Dolomiti, giornata spettacolare.